Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo appuntamento live odierno. Apriamo subito con gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Partiamo da Trieste per dirvi che nei giorni scorsi i carabinieri del capoluogo regionale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un rumeno di 22 anni, residente a Trieste, indagato per i reati di lesioni gravi, percosse, minacce ai danni di un altro giovane triestino. L'arrestato sarebbe responsabile, secondo le indagini del nucleo operativo radiomobile della compagnia di via Hermet, del pestaggio avvenuto lo scorso 30 luglio in via del Lazzaretto Vecchio ai danni appunto del giovane. E ora ci trasferiamo in provincia di Pordenone per un'operazione della Guardia di Finanza che ha scoperto una frode fiscale milionaria e caporalato connesso all'impiego di oltre 400 lavoratori regolari. Nell'inchiesta risultano indagati 7 romeni per reati tributari. Sono state individuate 5 società estero vestite e disposti sequestri per 840 mila euro. I redditi sottratti a tassazione sarebbero pari a 5,3 milioni di euro. I contributi e le ritenute non versate ammontano a 3,1 milioni di euro. L'attività ha avuto origine da un'analisi di contesto nella provincia di Pordenone sulla presenza di società estere operanti nella fornitura di manodopera a favore delle aziende e dei cantieri navali di Monfalcone e Venezia, che ha permesso di individuare diverse società di diritto romeno con formali sedi estere, circostanza per la quale non ottemperavano a qualsiasi voglia obbligo dichiarativo, sia ai fini fiscali sia quelli previdenziali. E ora torniamo in studio e facciamo un po' il punto sul maltempo per quanto riguarda l'area colpita nel Pordenonese in questo servizio. Riconducibili al maltempo che i vigili del fuoco del comando di Pordenone hanno eseguito dalla serata del 16 agosto scorso fino alla mattinata odierna. Lo rende noto l'ufficio di comunicazione regionale dei vigili del fuoco, facendo un primo bilancio del maltempo che ha colpito in particolare il Friuli occidentale nella giornata di lunedì. Oltre ai rinforzi di uomini e mezzi che martedì mattina sono arrivati nella destra tagliamento da Bologna, Cremona, Forlì Cesena, Reggio Emilia, Torino, Trieste e Udine, ieri sono stati inviati 2 operatori del nucleo del sistema aeromobili a pilotaggio remoto della direzione Vigili del Fuoco del Veneto, che con i loro droni hanno supportato i pompieri pordenonesi per la verifica dei danni e dei lavori ancora da eseguire sui tetti danneggiati dalla tromba d'aria. La zona più colpita è quella tra Azzano X e Fiume Veneto. E ora torniamo in studio, ci spostiamo a Monfalcone con il prossimo servizio in merito alle ulteriori novità per quanto riguarda il porto della città dei cantieri. Nel futuro prossimo si profila un ancor più grande sviluppo per il porto di Monfalcone. A seguito dell'incontro tra il sindaco Anna Maria Cisinti, il segretario dell'autorità portuale Vittorio Torbianelli, il direttore del porto di Monfalcone Sergio Signore e sindacati Sasha Kulev e Marco Rebez, in rappresentanza di tutte e 3 le sigle sindacali, si delinea oggi la possibilità di svincolare la crocieristica dall'uso della banchina commerciale. Sono state precisate anche le destinazioni di impiego dei 60 milioni destinati al porto, che con cronoprogrammi definiti verranno distribuiti nelle diverse opere essenziali da realizzare per ampliarne l'utilizzo. Tra queste l'elettrificazione e l'asfaltatura della banchina e l'intervento per l'illuminazione, che partiranno entro l'anno. Lo stesso vale per armatori e operatori, in quanto l'autorità di sistema sarà in grado a breve di poter dare delle concessioni di valenza pluriennale che garantiranno maggiore redditività agli investimenti e più occupazione. Un'occupazione che si tocca con mano scendendo in porto, dove sulla banchina, destinazione commerciale, sono attraccate ben 5 navi,
a significare che il porto è decisamente ripartito, con prospettive di PIL e posti di lavoro impressionanti, come ha sottolineato il sindaco Anna Maria Cesint. Finalmente il porto si apre alle nuove opportunità e ora dice la sua in maniera importante all'interno del sistema portuale italiano, ha concluso il sindaco nel suo intervento. Torniamo in studio, andiamo dunque a chiudere con questo servizio per quanto riguarda questa edizione odierna, pardon, del primo pomeriggio del nostro audio video giornale. Vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto e per le altre notizie vi diamo appuntamento attraverso il nostro sito www.friulitv.net. Buona giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.